Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, il Festival dell'Educazione del Comune di Vittorio Veneto, in particolare dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche, realizzato in collaborazione con IM Servizi. Iniziamo subito ringraziando tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner che sostengono il Festival a vario titolo. Ci troviamo ancora una volta per la terza edizione a trasmettere in diretta dall'Aula Magna della Scuola Secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Stiamo trasmettendo sul profilo Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo tutto il pubblico che è molto numeroso, ci sta seguendo da tutta Italia. Abbiamo molte persone collegate, siamo molto contenti di questo, i numeri sono anche cresciuti rispetto alle precedenti edizioni, ma ne parleremo. E invitiamo tutte le persone che si collegano e conoscono il nostro programma a condividere le nostre dirette sui propri canali e li ringraziamo naturalmente per questo supporto. Oltre alle persone che sono collegate, che ci seguono da casa o da altri istituti scolastici di tutta Italia, abbiamo anche dei graditissimi ospiti presenti qui in sala con noi oggi. Chiedo loro anche di farsi sentire con un applauso. Eccoli qua, sono le ragazze e i ragazzi della terza A del Liceo di Scienze Umane di Vittorio Veneto e gli studenti e le studentesse della terza C della Scuola da Ponte, nella cui aula magna ci troviamo per le dirette. Invece collegate abbiamo le classi quarta A, quarta B, quinta A e quinta B della Scuola Ipsia della Valentina di Sacile, con le professoresse Fanella e Bigi, che salutiamo, eccoli là. E poi abbiamo ancora collegati dall'aula magna dell'ITT Città della Vittoria di Vittorio Veneto anche le classi prima C, seconda A, seconda B, quinta B e quinta C. Ecco, siamo molto contenti di avere gli studenti con noi perché il Festival Educhiamoci è rivolto naturalmente innanzitutto agli adulti, educatori, insegnanti, genitori naturalmente, però abbiamo molte iniziative che riguardano anche gli studenti e le studentesse e alcune di queste hanno coinvolto le classi anche nelle settimane precedenti, le troverete nelle dirette e nella rubrica dedicata. Il titolo di questa terza edizione è Ci vuole coraggio, come avrete sicuramente visto. La parola coraggio che evoca la possibilità di superare le nostre paure, ma che contiene al suo interno anche il termine cuore, da cui deriva, che è chiaramente un concetto molto importante in educazione. Quindi parleremo di questi temi educativi con degli ospiti di eccezione che provengono da tutta Italia, personalità del mondo dell'educazione e non solo, avremo anche dei collegamenti internazionali. Ma se volete conoscere e studiare il nostro programma lo trovate come sempre nel sito dedicato al festival www.educhiamocivittorioveneto.it, da cui potete scaricare l'intero programma e anche trovate i link delle dirette, nonché le registrazioni di tutti i contributi delle due edizioni precedenti. Abbiamo oggi un incontro rivolto soprattutto alle scolaresche, come avete capito, dove parleremo ampiamente di coraggio con due persone che il coraggio lo conoscono veramente bene, però qui con noi c'è anche Antonella Caldart, l'assessora alle politiche scolastiche del Comune di Vittorio Veneto, a cui poi lasceremo la parola dopo l'intervento delle nostre esperte di oggi per un primo commento. Assessora che ha fortemente voluto questo festival e che ringraziamo per essere qui a lanciarlo con noi nella prima mattinata. Prima di entrare nel vivo però lascio la parola per un saluto istituzionale, il benvenuto a tutte le persone che ci seguono, al sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto. Benvenuto sindaco, buongiorno, grazie di essere qui, a lei la parola. Buongiorno a tutti. Dopo la presentazione di questa terza edizione del Festival Educhiamoci, si dà avvio oggi ai lavori finalmente. Dopo tanto lavoro di preparazione, oggi si comincia. Si comincia qui a Vittorio Veneto, dove abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro assessore Antonella Caldata la capacità di ideare e condurre assieme, aiutata dai nostri uffici, questa manifestazione
che fa in modo che Vittorio Veneto non sia soltanto una città d'arte, una città della cultura, una città della musica, ma anche di diventare un polo importante nel campo dell'educazione. I numeri sembrano dimostrarlo ed effettivamente sono continuamente in crescita e questo dimostra l'importanza del tema che andiamo a trattare e grande quindi è la soddisfazione della mia amministrazione per questi risultati raggiunti. Io porto il saluto naturalmente ai presenti da parte dell'amministrazione di tutta la città e soprattutto a quelli molto più numerosi che ci stanno seguendo. Ringrazio il main sponsor, che è la banca Prealpi San Biagio, che è sempre attenta ai temi importanti della nostra comunità e ci aiuta molto e frequentemente anche perché molti sono i temi che andiamo a trattare di importanza generale e specifica per la nostra comunità. Ringrazio IM che con molta professionalità permette tutti questi collegamenti e la diffusione del messaggio e non posso che dare il buon lavoro a tutti. Grazie al Sindaco Antonio Miatto, grazie mille. Siamo molto contenti di ripartire con questa avventura che coinvolge sempre più persone in collegamento, persone che offrono il loro contributo e, come dicevamo, anche insegnanti e genitori che credono in questa iniziativa e quindi ci aiutano a coinvolgere anche i ragazzi. Forse li avete visti nelle inquadrature, ci sono anche dei ragazzi con una maglietta bianca che si occupano, per esempio, dell'accoglienza qui appunto alla scuola da Ponte, che ci salutano, eccoli qua. Bene, quindi questo a testimonianza del fatto che l'intera città si sta muovendo per partecipare a questa iniziativa e quindi sempre di più riusciamo, grazie alla partecipazione di tutti, a diffondere i valori e la cultura dell'educazione. Grazie Sindaco, passo quindi a presentare l'incontro di oggi, il cui titolo è Nella rete dell'inganno, un incontro che si rivolge in particolare alle nuove generazioni e a tutte le persone che con le nuove generazioni chiaramente lavorano con un ruolo educativo. Abbiamo con noi, come dicevo, due persone che il coraggio lo conoscono molto bene. In videocollegamento è con noi Floriana Bulfon, che ora vedete anche nella diretta, che salutiamo e ringraziamo per essere qui. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, grazie, benvenuta, a breve la presenterò. E poi sta arrivando da Roma, è in viaggio in questo momento, sta per raggiungerci qui a Vittorio Veneto, Giulia Migneco, che a sua volta ringraziamo. L'incontro di oggi con cui vogliamo aprire questo festival si intitola appunto Nella rete dell'inganno perché vogliamo parlare del coraggio di affrontare l'illegalità, rivolgendoci anche ai ragazzi per aiutarli a prendere coscienza del fatto che ci sono, soprattutto in rete, molti miti del facile guadagno, del facile successo, oppure ci sono delle trappole, per esempio, che collegano il gaming con il gambling, quindi i giochi online con il gioco d'azzardo, e sono trappole per le quali è bene che gli adulti abbiano la capacità di informare ed educare i ragazzi, perché spesso poi, fra l'altro, dietro queste dinamiche si nasconde anche la criminalità organizzata, come oggi le nostre relatrici ci aiuteranno a capire. E quindi l'incontro è rivolto ai ragazzi, ma anche naturalmente ai genitori e agli insegnanti che hanno la responsabilità di educare le nuove generazioni alla legalità, al rispetto dei valori civili, alla convivenza e alla difesa dei più deboli. Parleremo quindi di mafia, ma sempre in ottica educativa, e parleremo di informazione rispetto a queste dinamiche. Lo faremo con Giulia Migneco, che poi ci raggiungerà e presenterò nuovamente, ha una laurea triennale in media e giornalismo, conseguito la magistrale in lettere e filosofia, ha frequentato un master in giornalismo d'inchiesta e uno in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. È la responsabile della comunicazione di Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni contro Mafie e Corruzione, un'associazione che appunto si occupa di legalità e ha all'attivo molte pubblicazioni, tra cui 20 anni di lotta alle mafie e alla corruzione, l'esperienza di Avviso Pubblico, Lose for Life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo e la pandemia d'azzardo, rischi, pericoli e proposte di riforma. Oltre a Giulia Migneco abbiamo con noi nuovamente inquadrata Floriana Bulfon, a cui daremo la parola per prima,
È giornalista d'inchiesta freelance, scrive per Repubblica, è inviata a RAI, collabora con varie testate straniere e italiane, si occupa di criminalità organizzata, intelligence, terrorismo internazionale e cyber security. Tra le sue opere ricordiamo Macromafia, e poi ancora Casa Monica, la storia segreta, Grande raccordo criminale, il libro che ha descritto in anticipo l'infiltrazione della mafia a Roma. Ha poi collaborato alla graphic novel Il buio, la lunga notte di Stefano Cucchi e ha realizzato numerosi documentari, tra cui Irriducibile, L'ultimo giorno di Diablo per Discovery, Invisibili e vite sospese promossi da UNICEF. Per la sua attività ha subito minacce ed è sottoposta a misure di protezione. Ha anche ricevuto numerosi premi per il coraggio nell'indagare le realtà più nascoste e quindi siamo veramente onorati di averla con noi in videocollegamento per dare il primo contributo della prima giornata alla terza edizione del nostro festival Educhiamoci. Benvenuta Floriana Bulfon, grazie per essere qui, a lei la parola. Intanto grazie a voi per l'invito e grazie anche per questa idea di educhiamoci, no? Che è fatta di una relazione, di uno scambio. Avete parlato di coraggio, avete parlato di legalità, e diciamo che se io vi chiedessi siete per la legalità, tutti noi rispondiamo sì, certo che siamo per la legalità, soltanto che spesso la legalità ci sta bene quando è la legalità degli altri. E così quando parliamo di mafie, nel senso che sembra sempre che le mafie siano molto distanti da noi, che riguardino sempre qualcun altro. Prima c'era la storia che riguardavano le regioni del sud, poi sì, sono arrivate anche a nord, ma sicuramente non vicino a me o non toccano me. E così in maniera esponenziale anche quando si parla di mafie a livello internazionale, nel senso che magari alcuni paesi dell'Europa dicono sì, ma mica siamo l'Italia noi, no? C'è un tema centrale che riguarda l'educazione, riguarda la criminalità organizzata ed è la questione dei diritti. Cioè le organizzazioni criminali, indipendentemente dal loro business, da che cosa facciano, se traffichino droga, armi, se riciclino denaro, se ammazzino qualcuno, si fanno forti dove i diritti non ci sono, cioè dove sono loro a concederti un diritto, che può essere per esempio il diritto al lavoro, il diritto a una casa, il diritto alla salute, tutte cose che ci dovremmo pretendere, avere dal nostro spirito di comunità e quindi dal nostro Stato, e invece le organizzazioni criminali decidono a chi concedere il privilegio di avere un diritto. E ovviamente in questo modo si comprano anche il silenzio, no? delle persone. Tutte le volte che noi in qualche modo anteponiamo l'io al noi, cioè non abbiamo un senso di comunità, non lottiamo per i diritti di tutti, ogni volta in quel caso facciamo un gioco che è il gioco delle organizzazioni criminali. Io voglio partire, di mafia in questo momento si parla poco e quando si parla di mafia si parla per stereotipi. Cioè se io vi chiedessi chi è il boss, il tipico boss campano, penso che abbiate tutti in mente un po' Gomorra e poi nell'evoluzione diciamo Mare Fuori per altre cose, no? E quindi il boss campano è un signore che ha la croce d'oro, che veste un po', diciamo, un po' coatto, un po' tamarro, scegliete voi, che ascolta il neomelodico, che spesso spara in mezzo alla strada. Se vi dicessi chi è il ricercato numero uno per la droga, voi avete in mente, tutti noi abbiamo in mente Narcos, e quindi il colombiano che traffica grandi partite di cocaina. Io invece vi voglio, ancora di più, avete sentito parlare di mafia ultimamente, penso per Matteo Messina Denaro, il grande latitante che poi in realtà stava sempre a casa sua e che ci è voluto così tanto tempo per trovare, ma insomma alla fine stava lì, nel suo paese, lì l'hanno trovato, come il custode di tanti segreti e che poi alla fine comunicava con i pizzini sono dei pezzettini di carta che si nascondevano dentro le sedie, i parenti, che appunto non si è mosso mai da casa, che aveva una certa scelta nei quadri, nei libri, molto stereotipata, molto come ti aspetti che sia il boss.
E in realtà le organizzazioni criminali corrono molto più veloci, sono molto più avanti e non sono la rappresentazione spesso che noi abbiamo, vuoi attraverso i film, vuoi attraverso, diciamo, i libri, o anche negli aspetti degli articoli di giornale o delle carte giudiziarie, perché per farvi capire, ogni volta che arrestano uno, quando arrestano un gruppo criminale, spesso c'è un'inchiesta che dura tanti, tanti anni. E quindi tu, quando vedi, hanno arrestato 10 ndranghetisti che si sono presi tutti i ristoranti di un posto in Veneto, in realtà è qualcosa che fotografa una realtà costruita 6, 7, 8 anni prima. Loro intanto sono andati avanti. Perché vi ho fatto tutta questa premessa? Perché nell'ultimo lavoro in cui ho lavorato negli ultimi anni in giro per il mondo, la storia è una storia che racconta 4 persone, sono un italiano, un bosniaco, un irlandese e un olandese. E la prima volta che una persona mi ha parlato di loro dicendomi che controllano un terzo della cocaina che entra in Europa, io ho pensato che fosse una barzelletta. E in realtà invece è così. Farvi capire che cosa vuol dire un terzo della cocaina che entra in Europa, abbiate solo così per avere un dato, in un porto, che è il porto di Anversa, un porto nel nord Europa, è un porto molto importante, l'anno scorso sono state sequestrate 100 tonnellate di cocaina. Quando, diciamo, si sequestrano dei container con della cocaina, in genere si parla tra il 5 e il 10% di quello che è trafficato. Quindi moltiplicate queste tonnellate solo per quel porto. Questi signori hanno un business enorme e questi signori sono lontanissimi da quello che è lo stereotipo del boss. Prendiamo l'italiano. L'italiano è campano, è nato a Castellammare di Stabia, in un posto vicino Napoli, e non solo non si veste, diciamo, come Jenny Savastano, ma parla 4 lingue, è un uomo colto, tanto colto da avere a un certo punto in casa sua 2 quadri di Van Gogh e non ce li ha per caso. Lui riconosce il valore di quei Van Gogh e se li tiene, Van Gogh rubati dal Van Gogh Museum di Amsterdam, e se li tiene perché poi negozierà uno sconto della pena consegnando questi Van Gogh, mentre altri suoi collaboratori non avevano neanche capito il valore di questi inestimabile ovviamente di questi quadri. È un uomo che ha girato il mondo, non è figlio del boss e quindi di quello che controlla il quartiere, è figlio di un imprenditore, di un costruttore, e diciamo nulla a che vedere con quello che noi ci aspettiamo, cioè ha ammazzato qualcuno sto signore? No, è accusato di tante cose, ma di non aver mai ammazzato nessuno, non ha sparato a nessuno, non ha accoltellato nessuno. Eppure quello che penso tutti voi avete in testa, cioè l'estese a Napoli, la faida di Secondigliano, adesso negli ultimi giorni, insomma, settimane direi di cronaca, Caivano, no? È uscito fuori questo paese con purtroppo una storia molto, molto tragica. Ecco, lui però è accusato di aver portato non solo droga, ma diciamo tutti gli strumenti affinché il clan di quel posto, un clan rispetto all'altro, vincesse la guerra. Il ricercato numero 1 dal Dipartimento della Droga americano non è un colombiano, non è Escobar, ma è un signore, uno di questi altri 4, che è un irlandese, si chiama Daniel Keenan, è irlandese, anche lui, diciamo, si è mosso in mezzo mondo, ha società che vanno dalla box allo zucchero, si muove in ogni ambito, e è accusato, cioè è successo di lui in questo momento una taglia da 5 milioni di dollari perché lo cercano. Questo per dirvi che bisogna cercare di andare oltre quella che è la rappresentazione. È una mafia innovativa che traffica, come abbiamo detto, cocaina e poi magari parleremo un po' anche di droga, traffica armi, ricicla denaro sporco. All'occorrenza ordina anche omicidi quando serve. Le mafie in genere tendono a non voler commettere crimini violenti, perché ogni volta che ammazzi qualcuno è un problema, nel senso che la gente ovviamente le polizie, le forze dell'ordine, ma anche la gente che vive in quei quartieri inizia a
sollevare dei problemi, a indignarsi, arrivano i giornalisti. Quindi, siccome le organizzazioni criminali vogliono far soldi, meno si spara e meglio è. È ovvio che in qualche caso occorre sparare per ristabilire, come dire, con la forza quello che è il tuo territorio. E pensate però che questi omicidi non vengono ordinati né con i pizzini né con le telefonate, ma vengono ordinati comodamente via chat con dei telefonini che sono criptati. Come sono questi telefonini? Diciamo, non viene utilizzato per capirci né Telegram, né WhatsApp, né Signal, no? Insomma, per utilizzare un po' di app che magari conoscete, ma dei telefonini criptati che sono dei telefonini che hanno una crittografia end-to-end, quindi diciamo comunicano tra loro le persone che hanno quel telefonino. All'apparenza sono normali, sono come i nostri, diciamo, come gli smartphone, non hanno solo la fotocamera e non vanno ovviamente in rete su Google. Questo è lo strumento con cui, per esempio, questi quattro, stando comodamente a Dubai, hanno controllato degli omicidi o hanno ordinato degli omicidi in Olanda. Sono personaggi che appunto decidono l'arrivo di merci, lo spostamento di tonnellate di droga e condizionano e dirigono l'attività globale di tanti clan. Sono in grado di controllare un successo o una sconfitta di un'organizzazione criminale. Ed è una cupola, chiamiamola così, capace di agire su più continenti, per cui questi si spostano da una parte all'altra, ovviamente con risorse economiche illimitate, con la capacità di essere ramificati in ogni ambiente, cioè riescono a mantenere i rapporti sia con la strada, quindi con il loro territorio d'origine, sia con i colletti bianchi, gli imprenditori, i politici. Pensate, uno di loro a un certo punto girava con dei passaporti diplomatici, sono i passaporti che ti permettono di passare negli aeroporti senza avere i controlli. Cosa ha di particolare questa rete, diciamo, che, come dire, coopera oltre i confini nazionali, etnici, coopera usa queste comunicazioni high-tech, usa degli strumenti finanziari all'avanguardia, per essere chiari, usa le criptovalute, ma continua a preferire il denaro contante, poi magari vedremo come muove questo denaro contante. Hanno la capacità di sfruttare al meglio tutta la globalizzazione. E come la sfruttano? Voi sapete che ogni paese ha delle leggi diverse, per esempio, anche in termini di prevenzione delle organizzazioni criminali. Quindi io magari vado a vivere in un paese dove, anche se sono latitante, è più difficile che mi prendano o acconsentano all'estradizione, cioè acconsentano al fatto che io sia riportato nel mio paese dove magari ho delle accuse. Investo i miei soldi nei paesi che sono più facili, dove magari chiudono un occhio davanti ai soldi che non sono proprio puliti. E in questo modo continuo a costruire un impero che è fortissimo grazie alle droghe. Cosa significa? Prendiamo l'Europa. Noi siamo abituati a pensare, quando pensiamo all'arrivo della droga in Italia, pensiamo tutti a un porto, che è il porto di Gioia Tauro in Calabria, perché c'è l''ndrangheta e perché a Gioia Tauro arriva la droga. È vero, ma i porti dell'Europa, in particolare Rotterdam e Anversa, ma in parte anche Amburgo, sono i porti dove arriva quasi tutta la droga che viene consumata anche in Italia, per una serie di motivi. Il primo è che sono i porti più grandi, Rotterdam è il secondo al mondo, quindi tante merci arrivano ed è difficile controllare droga, per esempio, che è stipata là dentro. Poi perché ci sono delle reti che riescono a muovere questa droga e farla arrivare con delle staffette, con delle auto, con come dire, dove si può occultare tra i sedili, nei bagagliai, la droga, riescono ad arrivare attraverso questa rete fino allo spacciatore che sta diciamo, davanti a casa vostra, mettiamola così. Ovviamente in mezzo la droga viene tagliata. Chi è in grado di far arrivare, prendiamo la cocaina dalla Colombia ad Anversa e poi di distribuirla ai vari clan in Olanda come in Francia o in Italia, ha un enorme potere.
perché garantisce che quel carico arrivi, un carico di cocaina pura, garantisce che i soldi arrivino ai colombiani, perché ovviamente e ha all'interno stesso dei porti la capacità di avere una rete che è in grado di farlo uscire. Ci sono vari modi per far uscire la cocaina dai porti, alcuni fisici, cioè spostamenti di container, altri per esempio in porti molto automatizzati la capacità di bucare attraverso procedure di cyber l'automazione che vorrebbe un carico da una parte piuttosto che da un'altra. Noi di droga ci interroghiamo poco, nel senso che sì, la droga c'è, ma non ci si chiede quasi mai quanto la droga alimenti queste organizzazioni criminali. I soldi della droga sono soldi che poi vengono, ma sono tanti, vengono reinvestiti ovviamente in tutta l'economia, che vuol dire acquisto di immobili, finanziarie, ristoranti, attività commerciali di vario tipo. Questo fa sì che non ci sia ormai pressoché in molti casi una distinzione tra quello che è un'economia legale e quello che è un'economia illegale, e fa sì che ci siano tantissime persone che non riescono più a starci, no? Pensate a tutte le persone che hanno avuto i problemi nelle attività commerciali per la pandemia, per la crisi, eccetera. Questa gente arriva con tanti soldi, tutti in contanti, una disponibilità senza fine. E quindi tu non solo spesso magari cedi la tua attività di fronte a uno che ti paga in contanti, ma facciamo un esempio banale, prendete l'esempio di un signore che vende il suo ristorante in una via. La concorrenza che poi porteranno avanti queste persone rispetto agli altri ristoratori è totalmente drogata, nel senso che i soldi che arrivano sono frutto di attività illegale, quindi puoi spenderne quanti ne vuoi. Puoi avere fornitori e tutta una rete, da quello che ti costruisce il locale a quello che ti porta le cose da mangiare, tutto che fa parte di un'organizzazione. Puoi avere lavoratori che non paghi in regola, puoi fare false fatture. Pensate soltanto che cosa voglia dire per l'altro signore che ha il ristorante accanto e che invece sta all'interno delle regole. Vuol dire non riuscire ad avere una concorrenza leale, non andranno in concorrenza dicendo chi cucina meglio, no? Evidentemente. E quindi rischia di soffocare ogni capacità di altre persone di fare il proprio lavoro, il proprio business. Questo tipo di sistema ha fatto sì che se voi pensate all'Olanda, ai Paesi Bassi, voi pensate a un posto dove ci sono i tulipani, la bellezza, le politiche sociali, un posto tranquillo, dove si può andare a fumare liberamente nei coffee shop. Insomma, non pensate sicuramente all'Olanda come magari avete nell'immaginario Tijuana in Messico, no? Cioè il posto dove si spara la mattina alla sera, dove ammazzano i giornalisti, e invece pensate che ad Amsterdam, posto che noi abbiamo in quel tipo di immaginario, negli ultimi anni hanno ammazzato il cronista più famoso dei Paesi Bassi, cioè come se avessero ammazzato, non so, Fabio Fazio adesso, o Bruno Vespa. E l'hanno ammazzato in pieno giorno all'uscita dagli studi di RTL perché lui parlava il terzo di quei protagonisti di cui vi parlavo, che si chiama Ridwan Taghi, di questo padrino della organizzazione criminale nei Paesi Bassi. Hanno ammazzato l'avvocato, sono andati sotto casa sua davanti alla moglie e ai figli, dell'unico testimone del processo. C'è una situazione in cui ci sono dei ragazzini, più o meno anche più piccoli di voi, nel senso ragazzini 12-13 anni, che nonostante vivano contesti dignitosi, quindi non sono quella roba che tu ti immagini che vivono a Scampia, vanno a scuola con il macete, si tatuano in scritto in olandese "chi parla muore", vivono col mito di diventare Ridwan Taghi perché è uno che ha fatto tanti soldi e ti dicono voglio diventare come lui. È evidente, le organizzazioni criminali che cosa fanno? Ti promettono tanti soldi,
Non c'è un altro lavoro per nessuno di voi che possa dare, a meno che, diciamo, o avete grandi doti sportive o riuscite a fare l'influencer davvero, ma nessuno può garantire in così poco tempo così tanti soldi. Considerate che, per capirci, uno che fa soltanto la vedetta per un'organizzazione criminale può prendere 200 euro al giorno. È chiaro che qual è il lavoro che voi potete trovare a 200 euro al giorno? Le organizzazioni criminali ti offrono questo, non c'è problema, poi gliene frega veramente molto poco perché se poi ti ammazzano, se poi ti mettono in carcere, se poi ti va male, vieni sostituito immediatamente da qualcun altro. È un sistema che in questo momento, per esempio, sta facendo sì che tanti ragazzini nei Paesi Bassi abbiano fatto questa scelta e ovviamente spesso finiscono ammazzati, spesso finiscono in situazioni per cui poco tempo fa davanti a un centro commerciale è partita una pallottola a caso e ha beccato una bambina di neanche 2 anni. È quello che abbiamo visto succedere spesso, soprattutto in Campania per quanto riguarda l'Italia, ed è qualcosa che è sempre più diffuso anche in contesti che non ti aspetti, cioè in contesti non così disagiati, non così intrisi apparentemente di organizzazioni criminali. Questo ve lo dico perché il mix tra enorme potere di soldi dato dalla droga, più molte di queste ragazzi che sono, come dire, spacciatori più per necessità, perché magari stai talmente sotto che hai bisogno di prenderti qualcosa e poi cercare di vendere per starci dentro, diventano delle pedine utili per chi, come quei quattro, nemmeno ha idea di chi tu sia. Ma puoi essere sostituito da un momento all'altro, ma nel frattempo vive in un altro posto. Due di questi sono tuttora latitanti. L'italiano, nella migliore delle tradizioni, sta collaborando con le forze dell'ordine. L'olandese, dentro il carcere di massima sicurezza che gli olandesi avevano fatto per i terroristi dell'ISIS, adesso ci sta dentro lui. E considerate che dentro quel carcere lui è riuscito per ben 2 volte a mandare dei messaggi fuori di cui uno di morte. E queste persone nel frattempo costruiscono sulle spalle di ragazzi, ma anche di altri, di persone che vengono private dei loro diritti, il loro sistema di potere. Ed è un sistema di potere fatto di capacità di far arrivare merci e di continuare a fare soldi. Voglio dirvi altre due cose rispetto a questo modello che secondo me hanno un po' di senso per uscire sempre da questo stereotipo. Primo, la questione soldi. Ovviamente le organizzazioni criminali fanno tutto questo per fare soldi, non ci piove. Lo fanno in maniera non verticale, cioè non è che se sei di una famiglia di 'ndrangheta, per capirci, non parli con una famiglia di camorra, no. Ci sono delle alleanze a seconda dell'occorrenza, magari compri lo stesso carico di cocaina da Santa Marta, dalla Colombia, perché in quel momento ti conviene, o lo puoi fare insieme alla criminalità albanese, a quella marocchina, non rileva. Non solo, i soldi che tu devi reinvestire hanno sono tanti, no? Quindi come li reinvesti? Andando nei paesi che te lo permettono di fare, facendo le false fatture, eccetera, ma c'è soprattutto un'organizzazione criminale che la fa da padrona rispetto a questo e sono le organizzazioni criminali cinesi. Un altro tema di cui poco ci occupiamo, ma in questo momento, e lo dico in particolare in Italia, le organizzazioni criminali cinesi sono quelle che muovono più denaro, più dell''ndrangheta, che per noi è l'organizzazione criminale più importante. Come lo fanno? Senza nemmeno muoverlo. Penso che tutti voi abbiate studiato, forse già alle elementari, almeno i miei ricordi erano già nel programma delle elementari, la nascita delle banche nel 400 a Firenze con i medici, no? Quando c'era il tizio, il mercante che doveva andare, non so, ad Anversa a comprare le stoffe, cosa faceva? Andava a al banco dei medici a Firenze
depositava i fiorini, gli davano una lettera di credito, una lettera dove c'era scritto hai depositato tot fiorini, lui si faceva il viaggio evitando così che briganti, qualcuno lo derubasse, e quando arrivava ad Anversa andava a un altro sportello con la lettera di credito, gli davano i fiorini, comprava le stoffe. Lo fanno in questo modo, tu non muovi il denaro, quindi non giri con le valigette di denaro, per capirci. In cinese si chiama denaro volante. Questo sistema fa sì che, per esempio, le organizzazioni criminali, non solo italiane, depositino tranquillamente in alcuni negozi cinesi, compreso in Veneto, valigie di soldi. Questi soldi vengono presi, i cinesi si prendono commissioni dal 2 al 5%, quindi bassissime. Considerate che fino a pochi anni fa per far arrivare i soldi ai colombiani le commissioni erano del 20%. Questi si prendono i soldi, tu non rischi più niente, cioè tu dici io devo fare arrivare questi soldi, diciamo, in Spagna, e ti garantiscono che quei soldi saranno comunque tuoi, anche se dovesse intervenire la polizia. Al massimo perdi la commissione. E i soldi non vengono spostati, ma attraverso un token, che è la versione moderna della lettera di credito, e una rete di persone che stanno nei vari posti. Tu parti con quel token e fai rivedere il token a un altro signore in Germania e poi a un altro signore in Spagna o, non rilevo, negli Emirati, e senza che i soldi si spostino, quel signore, fino all'ultimo, ti garantisce che i soldi ci sono e te li dà. Capite bene che questo sistema fa sì che sia sempre più difficile prenderli e sia sempre più facile per le organizzazioni criminali crescere e investire altrove. Il secondo aspetto su cui secondo me dovremmo interrogarci per uscire sempre da questo stereotipo è il periodo storico che stiamo vivendo, che è un periodo di guerra esponenziale, dato quello che sta succedendo in Medio Oriente anche in questi giorni, e ovviamente quello che accade e continua ad accadere in Ucraina. E, durante le guerre le organizzazioni criminali si fanno sempre forti. Non lontano da voi, anche se voi siete nati dopo, c'è stata la guerra dei Balcani. Quando c'è stata la guerra dei Balcani ha fatto sì che tutte le organizzazioni balcaniche criminali, da essere organizzazioni regionali, sono diventate internazionali, dalle mafie kosovare a quelle albanesi, alle bosniache, eccetera. Non solo, la Camorra, quindi un'organizzazione italiana, prima della guerra dei Balcani non si muoveva all'estero. Con la guerra dei Balcani ha fatto il suo salto di qualità, mentre Cosa Nostra già stava negli Stati Uniti, la 'Ndrangheta in Australia. Questo perché nell'economia di guerra vige chi ha una capacità di essere forte, di vincere con la violenza e con la forza. E soprattutto chi, come dire, questo stato di guerra è un paradiso per mafie e ovviamente per terroristi, perché l'economia si regola su dei rapporti di forza, e perché tutto quello che sono le sanzioni, cioè l'imposizione di non far arrivare delle merci da una parte, a volte anche merci legali, determina un mercato parallelo, che può essere fatto di armi, può essere fatto di petrolio, di soldi, di persone. La domanda di trasferimento illegale in tempo di guerra è molto alta. In questo momento non è mai stata così alta, addirittura alimentata da entità statali pronte a vendere e a comprare sotto banco. In questo contesto le organizzazioni si stanno preparando a diventare una potenza mondiale. Intanto grazie, spero che poi ci saranno delle domande, così avremo modo magari di riuscire a andare più nel dettaglio. Grazie a lei, dottoressa. Ci saranno sicuramente delle domande perché i ragazzi si stanno già muovendo, mi fanno cenno dalla sala, però nel frattempo ci ha raggiunti da Roma, è con noi Giulia Migneco, che abbiamo già presentato, la responsabile della comunicazione di Avviso Pubblico. Le diamo subito la parola in modo da restare nel nostro tema, la rete dell'inganno, rivolgendoci in particolare agli studenti, come ha fatto anche la dottoressa Bulfone. Poi ci sarà spazio anche per le domande. Ricordiamo anche a tutte le persone che ci seguono da casa che possono intervenire ponendo domande e facendo commenti, anche utilizzando un numero di telefono che vedete ora in sovraimpressione, che è il 370 3186 802, quindi sono molto graditi gli interventi di tutti voi, lo dico anche agli insegnanti che ci seguono con le loro scolaresche dall'aula magna di altri istituti.
Non prendo altro tempo e passo subito la parola a Giulia Migneco, che ringrazio di averci raggiunti qui. Allora, grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno ragazzi, scusate il ritardo, ma vengo da Roma, quindi il viaggio è stato lungo. E prima di tutto, prima di iniziare un po' la mia relazione, un po' raccontarvi quello che ho imparato in questi anni facendo questo lavoro, voglio ringraziare il Comune, l'amministrazione di Vittorio Veneto che ha voluto questo progetto, che per quanto mi riguarda è quello che serve. Cioè, intanto complimenti per il titolo, perché educhiamoci porta a uno scambio, no? A un voler ognuno dare la propria esperienza, raccontarvi quello che noi, io e Floriana, che saluto e ringrazio per il suo intervento. Floriana l'ho incontrata nel corso di questo cammino. Noi vogliamo semplicemente portare qui la nostra esperienza, raccontarvi quello che nel corso della nostra professione abbiamo imparato e secondo noi quello che è importante tutti noi fare, perché come diciamo sempre quando parliamo di legalità, di educazione, di contrasto alle mafie e alla corruzione, non dobbiamo pensare che sono delle entità a noi sconosciute e lontane, ma dobbiamo pensare che tutti i giorni noi ci troviamo a prendere delle scelte, e sono a volte delle scelte legali o illegali, a volte anche quando non prestiamo particolare attenzione a quella scelta. Partiamo, io ogni tanto lo dico, partiamo dallo scontrino. Quanti di noi non facciamo caso se l'esercente dove stiamo acquistando un bene ha erogato o emesso uno scontrino? Quanti di noi lo chiedono? Ecco, partire già da lì, dalle piccole azioni, vi garantisco che ognuno di noi nel nostro piccolo può cambiare le cose e può aiutare a vivere in un paese in cui le regole abbiano, facciano la propria parte. Noi viviamo in un paese in cui legalità e illegalità si mischiano spesso e sono talmente opache. Pensiamo oggi alla questione di questi giorni in cui abbiamo parlato delle scommesse di giocatori, no, di calciatori, soprattutto ai ragazzi, penso che avete seguito, no, mi fate cenno che non avete seguito, però ultimamente in questi giorni si è parlato di alcuni calciatori che hanno scommesso in siti online illegali. Ma quanta opacità c'è tra un sito legale e illegale? Quanti di noi, non so quanti di voi hanno mai provato a giocare, magari pochissimi, ma vi garantisco che in Italia ci sono tantissime persone che giocano d'azzardo. Quante di loro si chiedono se stanno giocando in un sito legale o illegale? Pochissimi, ve lo garantisco, perché è difficilissimo capire in quale sito si sta giocando, perché spesso anche se c'è il logo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è l'organo che dovrebbe controllare se un sito è legale, a volte anche in quelli illegali viene inserito, è semplicemente perché a volte non ce lo chiediamo, perché a volte non ci chiediamo dove vanno a finire i nostri soldi. E invece secondo noi, secondo tutti coloro che si occupano un po' di questi temi, quello da cui partire è proprio questo, provare a capire dove vanno i nostri soldi, se i nostri soldi, diciamo, vengono in qualche modo gestiti da persone che pagano poi le tasse per quel bene o servizio che hanno venduto o no. Quindi iniziamo a interrogarci, a porci delle domande, a capire anche i rischi e i pericoli che ci sono dietro a tantissime cose. Partiamo dai giochi. Io non credo che nessuno di voi abbia mai giocato d'azzardo, provato a fare una scommessa, giocato a una slot machine o comprato un gratta e vinci. Ecco, nessuno demonizza il gioco, però proviamo a chiederci dove vanno i nostri soldi e se entriamo in un meccanismo di dipendenza, di voler riprovare a fare quella scommessa, proviamo a capire anche cosa stiamo perdendo. Secondo voi felicità e legalità stanno sulla stessa bilancia? Secondo voi una società più legale è una società più felice?
Ecco, spesso questo non ce lo chiediamo mai. Spesso pensiamo che le due cose siano due mondi lontani e invece vi garantisco che il rispetto delle regole, il poter vivere in una società, perché cos'è la legalità? Se non una società che permette di comportarsi nel modo giusto e di rispettare tutti per quello che sono, senza far andare magari lui perché è figlio, far andare avanti lui o dare il lavoro a lui perché è figlio di un avvocato famoso. Faccio solo un esempio, non sto indicando nessuno in particolar modo, ma spesso noi viviamo in un paese in cui i diritti ci vengono imposti, quasi ci vengono visti come favori. No, quelli sono i nostri diritti. Penso alle periferie d'Italia, non so se Vittorio Veneto ha delle periferie, credo che ci siano anche qui però dei luoghi in cui vige un po' di più la criminalità organizzata, dove ci sono, diciamo, più criminali che impongono le proprie regole. Vi garantisco che in Italia, io e Floriana giriamo tantissimo le periferie. Ci sono dei posti come Torbella Monaca, come Scampia, come il Librino, dove i diritti vengono in qualche modo fatti passare come dei favori, dove il tuo diritto ad avere un lavoro viene passato come io ti do un lavoro, o io pago le tue bollette, o io pago ciò che è un tuo servizio. Perché? Perché in qualche modo provo a impormi, provo a controllare il territorio anche attraverso il tuo controllo. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che in questi posti questo non accada, ma lo possiamo fare anche da molto lontano, come dicevo prima, banalmente non accettando i favori, non accettando favoritismi. A volte, posso chiedere un po' d'acqua? Grazie, grazie. A volte non lo facciamo neanche prestando attenzione a questo. A volte ci chiama la mamma e ci dice la visita per fare un controllo ai polmoni, ci vogliono 6 mesi prima di poterlo fare. Però c'ho lo zio di Martina che te la può fare dopodomani facendoti passare davanti a tutti. Noi se abbiamo un dolore, un male, lo accettiamo senza pensare davanti a chi stiamo passando. Ecco, questo è un qualcosa che nel nostro paese viene fatto passare troppo facilmente. Non ci chiediamo mai il confine tra un favore e un diritto, tra il legale e l'illegale. Le mafie in questo sono bravissime. Le mafie riescono a fare affari tra di loro per imporre la loro potenza, il loro controllo. Lo fanno nel traffico di droga, lo raccontava bene prima Floriana, lo fanno nel gioco d'azzardo, lo fanno nel controllo del territorio, quindi in tutti i rapporti di usura, di dominio, proprio di controllo del territorio. Ecco, ognuno di noi nel piccolo, nella nostra attività quotidiana può scegliere. Cosa serve prima di tutto per scegliere? Conoscere. Cosa sappiamo noi ogni volta che facciamo delle azioni? Conosciamo davvero quello che stiamo facendo? Se noi fumiamo una canna, ci chiediamo quella sostanza che giro ha fatto per arrivare da noi e ci chiediamo chi stiamo finanziando attraverso quella sostanza? Lo so, ci viene da ridere, lo so, a volte sottovalutiamo tantissime scelte, non prestiamo attenzione a quanto noi inconsapevolmente con un... bevo perché non bevo da 4 ore di viaggio e quindi ora mi sto rendendo conto... Scusate, che avrei dovuto farlo prima. Dicevo, non ci rendiamo conto
nelle azioni che facciamo, di quanto spesso quelle nostre azioni appunto vanno ad alimentare un sistema. L'Italia è purtroppo spesso conosciuta come il paese dell'illegalità, dove il paese dove chi evade le tasse, chi appunto fa delle azioni illegali, chi accetta il lavoro in nero, chi non chiede gli scontrini, dove tutto questo è normale. Vi garantisco che all'estero tutto questo non è normale e io credo che tutti noi dobbiamo pretendere che anche qui non sia normale questo, perché l'Italia è un paese bellissimo, dove noi potremmo vivere soltanto della nostra bellezza e invece ancora oggi, tutti i giorni, sentiamo parlare di inchieste, di indagini, dove qualche politico ha fatto un affare con qualche mafioso per dargli l'appalto e far intascare soldi alle bosse e al clan di turno, dove gli imprenditori a tanti imprenditori è stato chiesto il pizzo ma nessuno lo ha denunciato e quindi si sono fatti in qualche modo soggiogare, no, dal potere mafioso e hanno fatto affari e sono entrati in relazione con loro senza rendersi conto che dopo qualche anno la propria azienda, perché di questo si tratta, finirà in mano al clan a cui loro hanno permesso questo. Ecco, noi dobbiamo, ed è quello che come Avviso Pubblico, che è l'associazione per la quale da anni lavoro, che prova a mettere in rete comuni e regioni per provare a prevenire e contrastare questi fenomeni, dobbiamo provare ognuno di noi a chiederci: ma io voglio vivere in un paese così, in un paese che non pensiamo che se noi ci comportiamo bene ma non denunciamo stiamo facendo comunque quello che dovremmo fare? No, noi dobbiamo comportarci bene, ma a quel bene deve corrispondere anche un'azione. Se noi vediamo delle cose che non ci piacciono le dobbiamo denunciare, perché senza quelle denunce le nostre forze dell'ordine e i nostri apparati repressivi potranno fare ben poco. Ce lo dicono sempre, ve lo sentirete ripetere all'infinito, perché è giusto così, perché le forze di polizia, la magistratura possono fare un pezzettino di questa parte, ma se tutti noi non ci mettiamo in testa che davvero sono le nostre singole azioni a cambiare le cose, non le cambieremo mai e continueremo a dirci va avanti l'azienda X perché ha fatto accordi con i clan della zona, mentre loro che fatturano tutto, che agiscono legalmente, alla fine fatturano un quarto di quell'azienda lì. Perché? Perché tutto il sistema non farà che ingrassare le tasche di chi si comporta in maniera illecita. Noi dobbiamo invece volere una società che premia la legalità, che premia gli studenti come voi che studiano e non che premia lei perché è la figlia del professore più riconosciuto di questa scuola. Noi dobbiamo pretendere che si va avanti attraverso la conoscenza, l'impegno, lo studio e non attraverso i soldi facili. Cosa ci insegnano i fatti recenti? Che i soldi facili, è vero, le mafie spesso, i film, no, che vediamo e che ci raccontano, voi spesso le mafie li conoscete attraverso tante rappresentazioni filmiche o di serie TV. Cosa ci fanno vedere? Che basta entrare all'interno di un clan per fare i soldi facili. Ma poi quelle persone, quei ragazzi, quelle ragazze, che fine fanno la maggior parte delle volte? Ce lo chiediamo? O finiscono arrestati ed è una cosa che mettono in conto, o si devono nascondere per una vita, come Matteo Messina Denaro. Io sono siciliana, sono di Siracusa. Matteo Messina Denaro ne ho sentito parlare da quando ho la vostra età. Bene. Si diceva da sempre che comunque era lì, era in zona, era comunque, lo avevamo vicino e in effetti era lì, era proprio a casa sua,
Ma che vita ha fatto Matteo Messina Denaro con tutti i soldi che aveva? Che vita è stato costretto a fare per 20 anni? E ora cosa sono costretti a fare i suoi eredi, diciamo? A provare a capire come gestire tutto il suo patrimonio che lui non si è neanche goduto. E allora non dobbiamo pensare, e vi chiedo questo di davvero riflettere soltanto su questo dall'incontro di oggi, a me basta, di provare a pensare che i soldi facili sì, ci sono dei modi per farli, l'azzardo è uno di quelli, è uno di quei modi che vi illude, che basta scommettere e trovare alcuni meccanismi per fare i soldi facili. C'è chi ci crede e c'è chi cade poi nella dipendenza. Vi chiedo di prestare attenzione al soldo facile. Spesso nella vita ci ripaga più uno stipendio che si riesce a guadagnare con onestà, con rispetto, con responsabilità e che magari non avremo a fine mese un introito pari a quello che mi può dare il boss di turno con il quale potrei guadagnare 1.000 euro al giorno addirittura per fare la vedetta della sua zona di spaccio. Però come vivrà quel ragazzo o quella ragazza poi andando avanti? Sempre con la paura di essere seguito, con la paura che qualcuno dica appunto qual è il suo ruolo. E invece come si sta bene poi a stare nella legalità? Ad andare a letto e pensare, beh, io faccio tutto quello che bisognerebbe fare, ma non perché dobbiamo essere dei ciucci, degli asinelli che dobbiamo rispettare le regole. Le regole, se crediamo che non sono giuste, per quanto mi riguarda, non vanno rispettate. Ma se non sono giuste, dobbiamo capire come cambiarle quelle regole, perché non dobbiamo accettare le regole. La Costituzione non c'è stata imposta da qualcuno che ha lottato tantissimo per arrivare a quegli articoli che tutti voi avrete letto sicuramente. Ma se noi crediamo che nel tempo alcune leggi vadano cambiate perché non rispettano più quella che è la realtà di oggi, dobbiamo provare a cambiarle. L'importante è non pensare sempre, chiudere gli occhi e non pensare sempre, vabbè, ma alla fine, anche se non ha fatto lo scontrino, pazienza, ma alla fine, anche se non mi fa la fattura, vabbè, alla fine ci guadagniamo tutte e due, ma alla fine no, perché tutti quei soldi che noi perdiamo nella cosiddetta evasione fiscale sono tutti i nostri diritti che poi non ci vengono garantiti, perché i servizi pubblici, il diritto alla salute, tutti quei soldi vengono da lì. Se noi non facciamo in modo che tutti noi in qualche modo alimentiamo questo sistema legale, continueremo ad avere un paese che non ci piace a chi vuole vivere bene, diciamo, a chi vuole vivere nel rispetto delle regole. Avremo un paese in cui diremo purtroppo da noi va avanti così. E invece, secondo me, tutti coloro, voi avete avuto da un lato la fortuna di non sentire l'enormità di morti ammazzati che l'Italia, che questo paese ha avuto dagli anni 50 a circa 20 anni fa. C'è stato soprattutto un ventennio, anni 70-90, in cui sono morte migliaia e migliaia di persone. La maggior parte erano cittadini onesti e che non c'entravano nulla col motivo per cui poi sono morti. Sono morti per mano mafiosa, criminale, quello che oggi sentite dire le mafie. Le mafie oggi sono meno violente ma più insidiose, ricordatevelo sempre. Sparano meno ma sono ancora più dentro la società. Prima sparavano di più, noi ogni anno il 21 marzo, forse lo fate anche in questa scuola, ricordiamo le vittime innocenti per mafia. Ogni anno aumentano, siamo arrivati a oltre 1.000 vittime innocenti per mafia. Sono tutte quelle persone che sono morte appunto per colpa di un clan di 'Ndrangheta, di un clan di Cosa Nostra, di un clan della Camorra, di un clan della Sacra Corona Unita. E alcuni erano ragazzi e ragazze come voi. Noi abbiamo scritto un libro come avviso pubblico, tra l'altro grazie alla Regione Veneto, alla vostra regione. Si chiama Storie di vittime innocenti di mafia. E in queste storie ne abbiamo raccolte 15.
ma abbiamo voluto raccogliere storie di ragazzi della vostra età. Per farvi rendere conto, vi invito a leggerlo, trovate anche un sito, si chiama GRMI Veneto, per farvi capire quanto invece le mafie devono riguardare tutti noi, perché spesso anche a te che non c'entri nulla col sistema mafioso, spesso ti trovi in un treno come Michela Pavesi, andava a studiare, provava ad andare all'università e quel giorno una bomba esplose nel suo vagone e morì. Eppure Michela non c'entrava nulla con la mafia. Che rapporti aveva con la mafia? Nessuno, stava andando a studiare dal suo paesino. E così ne sono morti tanti. E allora a noi devono interessarci le mafie o no? Se poi possono ammazzare i nostri cugini, i nostri familiari senza motivo, solo perché si ritrovavano magari nel posto in quel momento sbagliato per tutte quelle dinamiche che avevano intorno. Beh sì, ci deve riguardare per questo e per tanto altro, perché le mafie non faranno altro che garantire l'illegalità che porterà infelicità, che porterà sempre più disparità. Mentre se noi proviamo a mettere in pratica la legalità, ma non pensandolo come un concetto astratto, come dicevo prima, ma metterla in pratica nelle nostre azioni quotidiane, ci renderemo conto che il nostro paese può cambiare. E ve lo garantisco. Io ho conosciuto e spero che vi farà piacere anche approfondire questa storia, un ragazzo, si chiama Davide Cerullo, lui è un ex camorrista, ha passato la sua vita da quando aveva circa 10-12 anni a quando ne aveva 20-22 a spacciare droga, a vendere la morte, come dice lui, ma era quasi obbligato. Davide è di Scampia, ha 15 fratelli, tra sorelle e fratelli erano in 15, suo padre era un pastore, non riuscivano a vivere, sua mamma spacciava per mantenere la propria famiglia, ma spacciava, sì, poteva fare altro, lo faceva, era andata a fare la donna delle pulizie, era andata a fare tanti altri lavoretti. A un certo punto si presenta il boss della zona e le offre questa possibilità. Guardando i suoi 15 figli, accetta la proposta, probabilmente sbagliando, ma a volte appunto non sono tante le scelte che si possono fare. Sua mamma inizia a spacciare, inizia a mantenere questa famiglia con lo spaccio della droga. A un certo punto Davide ne diventa quasi il suo scugnizzo, come lo chiamano a Scampia, e inizia a spacciare in quel quartiere di Secondigliano, di Scampia, oggi famosissimo per tutti i film che hanno fatto, ma parliamo di 30 anni fa. Inizia a spacciare, Davide iniziano a controllarlo alcune delle forze dell'ordine, lui capisce di essere sotto controllo e suo padre lo porta con lui un po' fuori, vicino Latina. Lui un giorno è a casa, così come siamo noi oggi, alla TV vede sua mamma che viene arrestata. Scopre la notizia, così inizia a piangere, disperato decide di scappare, di tornare a Scampia, proprio per prendere il posto di sua madre. Lui dice: quell'immagine di vedere mia madre che veniva arrestata mi ha completamente impietrito, però c'era una famiglia da portare avanti, senza mia madre i miei fratelli non avrebbero avuto modo di vivere. Ve la faccio breve, Davide inizia questa vita da criminale, per fortuna non uccide mai nessuno, ma viene arrestato per ben 2 volte. La seconda volta in carcere, a 18 anni a quel punto, trova un libro, una Bibbia, lui dice: io in quel libro ritrovo il mio nome, prendo la Bibbia, leggo il mio nome, mi sento chiamato, ma mi fanno impressione 2 cose. Uno, ho pensato che a casa mia non c'era mai stato un libro. E questa è la prima cosa che a Davide gli cambia proprio il pensiero. Perché a casa mia non c'è mai stato un libro? E soprattutto lui dice: mi sono ripensato a scuola, pensato a scuola quando io andavo a scuola, dove io amavo andare, però anche lì ero emarginato, perché ero il figlio dei Cerullo, e i Cerullo erano conosciuti come una famiglia non buona a Scampia, quindi emarginato fuori ed emarginato a scuola.
Questo per dirvi anche i professori quanto possono aiutare e incidere. Leggo il mio nome, mi sento chiamato e mi sento di poter avere un ruolo diverso nella vita. Decido di iniziare a leggere. A lui, per farvela veramente breve, i libri gli cambiano la vita. Oggi Davide ha creato un posto a Scampia, di fronte alle vele, dove lui ha sempre spacciato. Si chiama l'Albero delle Storie. In questo posto lo vanno a trovare e frequentare bambini di cui la maggior parte sono figli di boss. Voi dovete vedere quanto noi facciamo la differenza, quanto la conoscenza, l'informazione può cambiare la vita di tutte le persone, perché questi bimbi, da che li vedevi violenti, rabbiosi, perché probabilmente cresciuti soltanto con quello, a che frequentando quel posto iniziano a diffondere loro stessi le regole, il rispetto, iniziano a ringraziare. Per loro la parola grazie inizialmente non esisteva. Adesso la prima cosa che ti dicono quando noi andiamo lì, io vado lì per un'associazione di clown terapia, quindi non c'entra di per sé nulla col lavoro che faccio, loro la prima cosa che fanno è ti ringraziano e poi iniziano a dire bisogna mettersi in fila, adesso è il momento della merenda, e iniziano a capire come le cose possono cambiare. E allora se ci credono quei bimbetti lì che ancora vivono alle vele di Scampia, e vi garantisco che la situazione di degrado, di emarginazione e di analfabetizzazione è molto elevata, allora voi che avete molto di più di loro, ecco, proviamo nel nostro piccolo a cambiare le cose, perché voi avete molti più strumenti e molte più possibilità, però non fatevi rapire, ingannare da coloro che vi offrono facili guadagni e non, secondo me non abbassate la testa e non siate omertosi quando vedete delle cose che non vi piacciono, perché le vostre denunce a voi possono sembrare un piccolo testo scritto in questura dai carabinieri, ma vi garantisco che quella denuncia a volte può portare all'arresto di tantissime persone. Quindi ecco, per ora mi sento di lasciarvi con questo, con il provare a riflettere un po' di più sulle nostre azioni, anche sulle azioni illegali che facciamo. Magari le fate, probabilmente qualcuno di voi le fa, però riflettiamo a cosa può portare una vostra azione illegale, non pensiamo soltanto all'atto in sé, proviamo a guardarlo più a 360 gradi. Grazie. Grazie Giulia Migneco, grazie Floriana Buffon. Adesso c'è lo spazio per delle domande, ma io prima vorrei lasciare la parola all'assessora Antonella Caldart. Abbiamo toccato tantissimi temi importanti, il coraggio e non solo, c'è anche il coraggio di aprire un festival dell'educazione parlando di questi aspetti e ponendo l'educazione sullo sfondo più ampio della legalità e della partecipazione democratica dei cittadini e anche dei giovanissimi cittadini. A lei la parola. Grazie anche da parte mia, Giulia Migneco e Floriana Buffon. Noi abbiamo voluto questa terza edizione dedicarla al coraggio e ci piace molto aprirla oggi con due persone, direi due donne particolarmente coraggiose, le abbiamo sentite. Avendo di fronte molti giovani, quello che mi piacerebbe capire, l'abbiamo probabilmente, è stato anche detto, probabilmente in modo esplicito da Giulia Migneco, su che cosa la spinga a fare il lavoro che fa e quale sia il motivo per cui lei continua a trovare il coraggio di farlo, perché non è certo un lavoro facile. Mi piacerebbe sentirlo anche da Floriana Buffon, in particolare capire quali siano i principi etici, morali, sociali che vi portano e la portano a fare questo mestiere trattando dei temi che chiaramente richiedono molto coraggio. E lo chiedo perché di fronte abbiamo dei ragazzi e delle ragazze
che vengono chiamati tutti i giorni, un giorno più, un giorno meno, in un certo periodo della vita magari meno, ma andando avanti con gli anni senza dubbio di più, a decidere di agire nella legalità, come ci è stato detto, in piccole azioni oggi, in azioni più grandi domani. Qual è il motivo per cui si sceglie di fare un tipo di giornalismo che mette a repentaglio prima di tutto la propria vita? Rispondo io, quindi. È una domanda che mi pongono spesso, devo dire, me la pone anche mia madre spesso, perché si sintetizza nell'ottica di dire alla fine chi te lo fa fare, no? Soprattutto quando finisci in una situazione anche di protezione personale, che è una grande anomalia che vive anche il nostro paese, no? Cioè il fatto che ci siano dei giornalisti che per uscire da casa, per fare il loro mestiere, debbano affidarsi alle forze dell'ordine. E io continuo a ripetere che questa è una sconfitta, non è un problema solo di quel giornalista o della sua famiglia, no? È un problema di un intero paese, perché vuol dire che ne va un po' della democrazia, nel senso della possibilità per noi di fare il nostro lavoro, di raccontare, ma anche dell'insieme paese che si vede costretto a proteggere qualcuno solo perché sta facendo il suo mestiere. Io racconto la mia storia personale perché credo spieghi bene, nel senso che dopo la laurea, un master in economia, ero a lavorare in un paio di multinazionali, sono passata da un paio di multinazionali. Avevo un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro in cui guadagnavo molto bene e per giunta ero all'estero. E diciamo che l'idea di fare la giornalista che avevo più o meno al liceo l'avevo anche abbandonata, lasciandola, come dire, a un'idea di passione liceale. E poi invece, guardando quello che avevo attorno, sono arrivata all'idea che ci fosse la necessità di raccontarlo. Nel mio caso ho scoperto, come dire, l'ingiustizia profonda di gruppi criminali che si erano appunto impadroniti di interi quartieri, ma soprattutto io avevo incontrato tante persone, queste sì, molto coraggiose, che però non riuscivano a dar voce alle loro denunce e che vivevano magari in quei posti sottoposte a quei diritti negati, che volevano ribellarsi, ma che non riuscivano ad andare avanti. Mi è rimasta molto dentro la dignità di queste persone e io ritengo che la necessità, per chi fa il mio mestiere, di raccontare, ma l'idea di massima è che non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di persone che quella legalità, come diceva anche Giulia, sanno tanto lo sappiamo dove sta la legalità e lo possiamo mettere in pratica ogni giorno, indipendentemente dal mestiere che sceglieremo di fare, da dove vivremo, da come ci relazioneremo. Lo possiamo fare ogni giorno quotidianamente. E nel caso di un giornalista, riuscire a dar voce a quelle persone, a raccontare le storture, a raccontare mafiosi potenti, corrotti, perché fondamentalmente loro vorrebbero tanto il silenzio, gli dà veramente molto fastidio quando lo racconti. E il racconto non è una telecamera piazzata sulla piazza di Staccio. Il racconto non è andare a chiedere allo spacciatore che sta sotto casa tua perché spacci. Non è quello il modo di smascherare il sistema di potere. Spesso lo facciamo perché è molto più comodo, ma è mettere insieme con umiltà, attenzione, precisione e studio quella che è la rete, perché solo se colpisci, come dire, in alto riesci a veramente dar voce a chi sta in basso e non riesce a uscire da questo gioco. Grazie dottoressa, abbiamo moltissime domande che ci stanno arrivando sia dalle persone che sono collegate da remoto, sia dalle ragazze e dai ragazzi qui presenti che ci hanno passato dei biglietti con molte domande e molto belle fra l'altro.
Allora cerco di fare un po' di sintesi perché sono veramente molte. Beh, intanto dalle persone collegate ci è arrivata proprio la richiesta di raccontare qualche esperienza di successo che dimostrasse che è possibile distogliere giovani provenienti da questi contesti dal percorso al quale sembravano destinati. La storia di Davide che ci è stata raccontata da Giulia Migneco certamente è una testimonianza preziosa. E un'altra domanda dei ragazzi per Giulia Migneco è legata anche alla sua stessa presenza qui, perché la domanda dei ragazzi è: crede che ci sia bisogno di più informazione in questo ambito? Allora, rispondo e aggiungo una cosa su Davide. Ci sono tantissimi libri che Davide ha scritto, perché quando ha cambiato, lui dice: ho vissuto, ora sto vivendo un'altra vita. E in questa seconda vita lui è diventato un poeta, un fotografo, uno scrittore, e ha fatto un libro a fumetti, si chiama I soldatini di piombo, pubblicato da pochissimo con Becco Giallo, e poi ci sono tanti altri suoi libri in cui racconta la sua storia. Vi invito a leggerli perché è una scrittura molto semplice, però che ci fa capire davvero, no? come le cose possono cambiare. Cerullo. Davide Cerullo, e l'associazione che ha creato si chiama L'Albero delle Storie. E la domanda invece a me era... Crede che ci sia bisogno di fare maggiore informazione? Assolutamente sì, io e Floriana lo diciamo spesso. Adesso sappiamo molto di più rispetto a chi oggi sono le organizzazioni mafiose, come si muovono, come agiscono, ma non è mai abbastanza, nel senso che noi raccontiamo quello che conosciamo ad oggi, ma le mafie sono sempre più avanti di noi. Quindi raccontiamo sempre quasi una storia delle mafie e non l'attualità, perché loro si muovono molto più velocemente e soprattutto sono molto più organizzate di noi. E questo è il grande dramma. È quello che noi proviamo a dirci sempre all'interno della rete di avviso pubblico che prova ad allargare altre reti. Bisogna fare in modo che ci sia una legalità organizzata, perché loro sono davvero organizzati. Quando vogliono fare affari, penso al gioco d'azzardo, che quello è il tema che ho approfondito di più proprio anche come mia conoscenza personale. Le mafie si mettono d'accordo in un attimo per controllare quelle sale scommesse. E allora noi dovremmo essere bravi allo stesso modo a organizzarci e a informare, perché in ogni territorio, il Veneto è una terra di mafia, non neghiamocelo, non facciamo finta che non ci siano. In Veneto sono arrivate purtroppo tanti anni fa, c'è chi ha dato la colpa a chi li ha mandati qua per scontare la propria pena. Io non credo che sia questo il motivo per cui le mafie qui ci sono, ma in questa terra ci sono le mafie. Il Veneto è una delle poche regioni del nord in cui c'è stata una mafia qui riconosciuta, della Mala del Brenta. E quindi non sottovalutiamolo, non pensiamo che non ci siano, anzi, è quello che diceva Floriana, cioè io non sapevo questo piccolo passaggio di Floriana e perché lei avesse scelto di fare la giornalista, e quindi la stimo ancora di più per questa sua scelta non coraggiosa di più, perché quando si hanno dei lavori soprattutto in cui hai un buono stipendio, diciamo che ti piace quello che fai, è difficile che molli, ma invece mollare per addirittura informare noi, tutti voi, di un qualcosa in più che si viene a conoscere, beh, è una cosa bellissima e dovremmo farlo tutti noi, anche non per forza diventando giornalisti, lo possiamo fare nel nostro piccolo semplicemente raccontando ciò che vediamo. Però se vediamo delle anomalie, se vediamo delle cose che non ci piacciono, anche in classe, se vediamo dei comportamenti che non ci piacciono, denunciamoli. È lì che iniziamo a far rispettare le cose, non per forza delle regole, ma a far rispettare quello che è il giusto e il bene. Io ho avuto, invece, non ho scelto di occuparmi di questo, ma di mafia me ne sono sempre occupata, perché vengo da una terra di mafia, che è la Sicilia, come vi dicevo prima, ma Siracusa è sempre stata considerata la provincia babba, quella in cui di mafia, ma a Siracusa mafia non c'è. Io sono cresciuta con questa frase in cui sentivo dire alla gente: ma qui la mafia non c'è. Quando tornavo a casa diceva a mia madre: mamma, ma cos'è la mafia? E mia mamma: è un po' complicato, avevo un po' meno della vostra età. Finché l'ho scoperto e l'ho visto con i miei occhi, per due motivi. La prima volta mi rubarono il motorino,
Avevo 15 anni, era il mio primo scarabeo, tra l'altro di seconda mano, richiesto, voluto, desiderato. Andavo a ripetizione di latino nel pomeriggio, sotto casa della mia professoressa appunto di ripetizione, e mi rubano il motorino. Cioè, dico, vabbè, disperata inizio a chiamare, non c'erano ancora i cellulari, quindi da casa della prof inizio a chiamare mia madre. E dopo pochi giorni vengono delle persone, tramite a mio fratello gli vengono a dire: se tua sorella vuole il motorino basta che ci dà 300.000 lire. E dico a mio fratello: perché gli dobbiamo dare 300.000 lire? Insomma, ve la faccio breve, era il boss della nostra zona che aveva rubato il mio motorino e che pretendeva che io gli dessi 300.000 lire per riprendermi il mio motorino. Per fortuna mio padre, quello è stato il mio primo insegnamento, quando insomma, venne fuori a pranzo la cosa, mio padre disse: digli a chi ti ha detto questa cosa che possono tenersi il motorino. Io pianti, disperata: papà, ma come, alla fine vale di più? Iniziai a fare tutta una serie di considerazioni su quella richiesta in denaro, e mio padre disse: noi con questa gente non avremo niente a che fare. Beh, mi si aprirono gli occhi, perché iniziai a capire: ah, ecco, la mafia, quello che la mamma mi dice, e iniziai a mettere insieme dei pezzi. E poi capitò una seconda volta, sempre alla vostra età, ero in una piazzetta, frequentavamo una piazzetta di Siracusa, e a un certo punto a un ragazzo si avvicinò un tipo, si vedeva che era un po', da noi siamo nei malacarne, era uno insomma un po' tamarro, come diceva prima Floriano, si faceva notare, e chiese a un ragazzetto della vostra età dove aveva preso quella sostanza, aveva un po' di erba. E lui gli disse il nome di questa persona. Insomma, lo picchiarono davanti ai nostri occhi, lo picchiarono in questa piazzetta, perché quella sostanza, poi scoprimmo che non veniva gestita dal clan della nostra zona, quindi era comunque stata consegnata da qualcun altro, e quindi non era il clan che spacciava a Siracusa, non era quella la sostanza, veniva da fuori. Quindi quella persona venne purtroppo per lui preso a botte e calci, inconsapevolmente naturalmente, lui non aveva idea di tutto questo meccanismo. E lì iniziai un po' a dire: ma perché queste persone dominano e pretendono di imporre il proprio potere in questo modo? Ma perché noi ci sottomettiamo a tutto questo? E iniziavo con i miei compagnetti a provare a capire insieme perché accadeva questo, e da lì poi è andata avanti, e mi sono ritrovata a occuparmene anche per il mio lavoro. E senza saperlo, lei, quanto Floriana Bulfon, avete risposto a una domanda che le ragazze e i ragazzi presenti vi hanno rivolto ad entrambi, ovvero come è nata la vostra passione per questo lavoro. Ce l'avete detto, appunto, per dare voce a chi non ce l'ha, e poi per essersi trovati di fronte alla possibilità di fare una scelta differente. Quindi certamente il nostro obiettivo anche con questo festival, con questi incontri, è rispondere a quello che dicevate prima, far conoscere, perché chi conosce può scegliere. Ecco, poi c'era una domanda sugli studi che avete compiuto per fare questo lavoro, ma l'avevamo citato anche durante la presentazione. Vorrei girarvi invece una domanda più provocatoria che ci arriva da Lorenzo, che chiede: ma anche la cannabis è illegale? Eppure io non ho mai sentito che uno che la usa abbia ucciso qualcuno. Anzi, ci sono più morti nelle guerre per far smettere le persone di usarlo o combattere la delinquenza. Quindi perché è illegale? Allora è interessante girare in questa sede anche una domanda di questo genere. Chiederei a Floriana Bulfon di rispondere. Meno male che Lorenzo si pone delle domande, perché qua appunto, come dicevo, di droga si parla veramente poco e si mescola, si fa tutto un gran mescolone. Allora, appunto, è uscito completamente dal nostro dibattito il tema di legalizzare, liberalizzare o comunque intervenire. Io ho una mia idea, può non essere condivisa, sono convinta che occorra procedere con una legalizzazione, perché è un modo per togliere
appunto questo arricchimento alle organizzazioni criminali. Detto questo, può non essere condivisa, si può aprire un dibattito, ma al momento il dibattito non viene pressoché affrontato. Per quanto riguarda la cannabis, è evidente che è qualcosa di diverso dalle droghe, chiamiamole pesanti, quindi cocaina, eroina, ma non solo. Pensate all'arrivo a breve, a brevissimo purtroppo, anche se non negli stessi termini, del fentanyl, che è un oppiaceo che negli Stati Uniti ha già creato insomma, molti più morti dell'eroina. Ma poi ci sono tutte le droghe sintetiche, quelle che comprate tranquillamente in rete, quelle che ormai c'è la gente che su TikTok, su Instagram apre la vendita, no? Con tanto di consegna a domicilio. C'è un tema però sulle droghe leggere che invece sta causando dei problemi, anche di questo non si parla, cioè sempre di più, soprattutto degli spacciatori diciamo più giovani che cercano un po' di farci un po' di soldi in più, non vendono né erba né fumo, diciamo, pulito in qualche modo, ma lo addizionano con altre sostanze. Il motivo me l'ha spiegato un ragazzo, si chiama Alessandro, faccia in un quartiere che si chiama Garbatella a Roma e anche in un altro che è San Lorenzo, ed è stato molto molto chiaro, mi ha detto, sai, lo faccio, quindi di addizionare queste sostanze, perché in questo modo alla terza, quarta volta la persona non può farne a meno. Chi ha provato delle droghe leggere di un certo tipo, cioè diciamo non addizionate, mettiamola così, ha una capacità poi di potersi anche poterne fare a meno, cioè di non essere in una dipendenza piena. Ma sempre di più quelle che trovate sul mercato sono appositamente bagnate o mescolate con altra roba per far sì che al terzo, quarto giro non ce la facciate a farne a meno. Ed è un tema importante perché ovviamente le organizzazioni criminali vogliono quello, più clienti, più necessità. Se le cose fossero, come dire, più controllate, forse almeno una parte di tutto questo non ce l'avremmo. Torno un attimo anche su questo aspetto per una questione che c'è nei Paesi Bassi. Prima io parlavo dell'Olanda, ho detto tanto in Olanda entri in un coffee shop e puoi fumare. Vero, perché però si è creato un mercato parallelo così forte, sia per quanto riguarda la cocaina, sia per quanto riguarda tutte le pasticche sintetiche, ci sono dei veri e propri laboratori. Avete visto forse la serie Breaking Bad, ma insomma è quello il senso, no? Con i precursori e con tutto il resto. Perché, per esempio, molti, compreso il nostro criminale italiano, vengono dall'esperienza dei coffee shop come prima gestione, perché in Olanda hanno pensato bene di fare una cosa di questo tipo. È legale andare nei coffee shop a fumare, ma non hanno il controllo della filiera della roba che entra nel coffee shop. Vi rendete conto dell'anomalia? Cioè tu rendi qualcosa di legale ad andare lì, ma non hai controllato in maniera legale da dove arriva quella roba e come ci arriva. Quindi la filiera è completamente drogata. Ecco perché dico che bisognerebbe aprire dei dibattiti seri su tutto questo e iniziare a pensare, non ti dico alla soluzione definitiva, ma almeno ad alcune soluzioni. Per quanto riguarda l'ultima cosa che Lorenzo chiedeva, cioè la violenza, cioè mi faccio una canna, non vado a ammazzare uno, è vero, dipende poi, cioè, diciamo, mediamente l'effetto non è quello di avere una violenza, dipende poi come invece cosa ti mettono dentro quella sostanza. E in linea teorica uno direbbe, anche se mi faccio la cocaina, sto un po' su di giri, ma non vado ad ammazzare. Invece l'esposizione, la diffusione così forte, così trasversale di cocaina, in particolare nel nostro paese in questo momento, fa sì che molti episodi di violenza, che può essere una violenza domestica, che può essere il tizio che vedete ogni tanto dei fatti di cronaca per cui uno litiga per un parcheggio, scende uno e tira il pugno, incidenti stradali, basta confrontare le analisi tossicologiche che vengono spesso fatte dopo un incidente stradale, dimostra che il consumo di cocaina è trasversale,
non è ovviamente più la droga dei ricchi, a qualsiasi età. Lo dimostra il fatto, ragazzi, se hanno sequestrato solo ad Anversa 100 tonnellate di cocaina, non è che questi trafficano perché la gente, cioè, vigono le regole del mercato. Se trafficano tutta sta roba è perché qualcuno la consuma. Allora, non interrogarsi su che cosa consumiamo, come lo consumiamo, a chi arrivano questi soldi, e considerando che poi questi soldi ritornano nella nostra economia, come dicevamo prima, è qualcosa di drammatico per la crescita del paese. Grazie Floriana Bulfon, grazie anche alle persone che lanciano qualche stimolo e provocazione, noi siamo molto contenti di questa partecipazione. Le domande ce ne sono ancora molte, sia delle persone in sala sia da remoto, però dobbiamo andare in chiusura. Ci tengo però a dire che le domande delle ragazze e dei ragazzi vertevano anche su alcune informazioni che vi riguardano direttamente, segno che, come speravamo, siete anche d'esempio e di ispirazione per chi si interessa e vede in voi dei modelli. Ecco, questo pensiamo che sia di grande valore educativo e ci fa piacere che si sia innescata questa dinamica anche. Vi ringraziamo veramente tantissimo, Giulia Migneco, anche per aver affrontato il viaggio da Roma, per essere arrivata qui, Floriana Bulfon per essersi collegata con noi a questo primo incontro del Festival Educhiamoci, terza edizione. Veramente un incontro che testimonia il coraggio non solo dell'educazione ma anche degli esempi che voi rappresentate, quindi siamo veramente onorati di avervi avute con noi. Vi ringraziamo, io saluto nuovamente tutte le persone che ci hanno seguito da remoto, saluto i ragazzi e le ragazze che sono venuti qui in presenza, che salutano a loro volta, le classi che hanno partecipato da remoto ma attivamente con i loro insegnanti, ecco il mondo dell'insegnamento, della scuola che chiaramente è fortemente connesso a questo festival e che c'entra moltissimo con la promozione della legalità. Vi ricordiamo che il festival naturalmente continua con almeno 4 appuntamenti al giorno, vi cito i prossimi della giornata di oggi. Alle ore 15 avremo la dottoressa Luisa Roncari per un incontro dal titolo Mi affido a te. Alle 17:30 sarà la volta del dottor Luigi Zoia con l'incontro dal titolo L'eclissi del padre. E infine alle 20:30 il dottor Giacomo Rizzolatti con l'incontro dal titolo In te mi specchio. Quindi vi aspettiamo numerosi, vi ricordiamo che gli incontri sono tutti gratuiti, disponibili online, trovate il programma e i link per collegarvi sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it e quindi vi ringraziamo, in particolare il Comune di Vittorio Veneto con l'assessorato alle politiche scolastiche, qui rappresentato dall'assessora Antonella Caldart, che siamo ben felici di avere con noi per lanciare questo festival che ha fortemente voluto. Invitiamo tutti voi quindi a rimanere connessi con il nostro festival Educhiamoci, giornate per l'educazione. Arrivederci.